Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo insieme della legge del quaternario. Abbiamo già visto precedentemente in altre condivisioni le varie leggi, seguendo appunto l'ordine indicato dalla tavola di Smeraldo di Ermete Trismegisto e se non l'avete ancora viste vi consiglio di vederle prima di ascoltare quanto segue, così da avere appunto un'idea, un quadro completo di quello che sono le forze da conoscere per non solo la realizzazione della grande opera in noi, ma di qualsiasi operazione magica. Per farlo appunto stiamo guardando insieme la tavola di Smeraldo e leggiamo il quarto assunto. Il sole ne è padre, la luna ne è madre, il vento l'ha portato nel suo ventre, la terra è la sua nutrice, il suo rifugio. Il padre di tutto, di ogni cosa, il telesma, telemo, di tutto il mondo è qui. La sua potenza è completa se viene convertita in terra. Dunque, abbiamo qua otto righe in questo assunto e dunque già comprendiamo appunto 8 è un multiplo di 4, comprendiamo già che in un certo senso questo assunto può essere suddiviso in due quaternari, cioè in due quartine e in effetti abbiamo all'interno della prima quartina il sole, la luna, il vento, la terra. È chiaro, chiarissimo il rimando ai quattro elementi. Il sole partecipa per l'elemento fuoco, la luna per l'elemento acqua, il vento per l'elemento aria, la terra per la terra. Dunque già ci sta dando delle indicazioni molto precise su quelle che sono le forze da tenere in considerazione e nella seconda quartina ci spiega in che modo queste forze diventano un qualcosa di inarrestabile, di fortissimo, perché dice il padre di tutto, di ogni cosa, il telesma di tutto il mondo è qui. Allora, il padre di tutto a questo punto non è più il sole che è padre. In questo caso stiamo parlando di un altro agente che è l'agente proprio creativo, che è al di sopra dell'elemento fuoco, ma che si serve del fuoco per avviare appunto il processo di creazione. Dunque, cosa vuol dire il telesma? Il telesma è quel quid. Hanno cercato in molti di dare una spiegazione o un'interpretazione a questa parola misteriosa telesma che appunto compare eh, per la prima volta nella tavola di Smeraldo. Cos'è questo telesma? È la forza creatrice, cioè è quella quintessenza che permette a tutte queste altre forze, e cioè alle forze elementari, di manifestarsi. Ed è lo scopo ultimo, nonché la ragione d'essere di queste forze, altrimenti non avrebbero alcun senso perché si disperderebbero e non potrebbero manifestarsi in potenza. Dunque la potenza dell'idea creatrice e la potenza di questo spirito creatore è racchiusa nella manifestazione fisica. Nel momento in cui si manifesta attraverso le quattro forze con l'azione appunto della quintessenza, ecco che si manifesta nella sua più assoluta potenza. Senza la manifestazione fisica questa potenza non è manifesta e addirittura resta soltanto in potenziale. Cosa ci vuole dire in assoluto questo concetto? Che in questo senso dunque magnificato e comunque ridignificato il corpo fisico. Mentre esistono correnti per le quali la materia viene intesa come qualcosa che mortifica lo spirito, in realtà in magia lo spirito è perfettamente magnificato nella materia, altrimenti non può manifestare la sua potenza e la sua grandezza senza una controparte materiale. È una riflessione che però è doverosa e che tutti dobbiamo porci, altrimenti
è come intendere che Dio, nella sua forza creatrice, o quel creatore assoluto, ha sbagliato a fare questo piano dell'esistenza, perché se è meglio lo spirito, dunque per quale ragione il piano materiale? In realtà tutto ha un suo motivo di essere, tutta una sua ragione di esistere e tutto è perfetto secondo il piano della creazione, secondo il piano divino. La forza, l'idea creatrice resterebbe soltanto un'idea se non passasse attraverso le quattro forze e non si manifestasse appunto nel piano fisico. Quali sono queste quattro forze? Abbiamo visto il sole, la luna, il vento, la terra. Abbiamo detto fuoco, acqua, aria e terra, ma in fisica, per quello che riguarda la fisica moderna, allora abbiamo un'attribuzione di queste forze, conosciute già in magia, con delle forze che sono appunto alla base della creazione dell'universo, proprio dal punto di vista della fisica, della scienza appunto che studia le forze e le dinamiche appunto del mondo. Allora, la Terra chiaramente corrisponde alla forza gravitazionale. Abbiamo visto appunto nella legge della triade che quell'equazione di energia uguale massa per velocità della luce al quadrato, che la massa appunto corrisponde, è percepita grazie a quell'energia, quella forza che attira verso la superficie e che dunque attraverso questa gravità, questa azione di attrarre, ci permette di percepire e di apprezzare un peso. A questo punto proseguiamo con l'analisi delle forze in gioco e effettivamente vediamo che abbiamo appunto questa forza gravitazionale, poi abbiamo la forza elettromagnetica che corrisponde al fuoco, la forza nucleare positiva, e cioè attiva, forte, che è l'aria, e la forza nucleare debole che è attribuita all'acqua. Ora, è chiaro che va fatto uno sforzo per intuire e per comprendere, cioè uno sforzo di natura, eh, come dire, che possa spiegare appunto come in realtà queste forze lavorino orchestrate da un'unica forza, cioè che siano corrispondenti in realtà essendo quattro ma una sola, collegate tra loro in questa dinamicità. Non sono uniche o slegate le une dalle altre, ma collaborano. E questo è un concetto che in magia è ben noto e che oggi la scienza comincia a identificare come vero. E appunto, se noi prendiamo, tra l'altro, abbiamo visto che possiamo attribuire una simbologia alla forza creatrice e alla forza distruttrice. Abbiamo visto che la forza passiva e la forza attiva possono corrispondere a un segno orizzontale e a un segno verticale, che se noi sovrapponiamo formiamo appunto una croce. La croce del piano materiale e del piano spirituale che si incontrano in un punto ed è in questo incrocio che viene detto incrocio magico, dove noi troviamo il massimo del potenziale espresso. Ora, se questo padre di tutto appunto è all'inizio il Sole è una polarità attiva, abbiamo poi la sua susseguente polarità negativa che è identificata nella Luna, ma abbiamo anche la triade che rappresenta l'idea della creazione, dove le energie, le forze attiva, positiva e neutra sono un potenziale e questo potenziale
per opera appunto di questo quid si trasformano in una manifestazione concreta. Ecco il nostro quaternario dove a questo potenziale si aggiunge appunto la manifestazione dell'elemento terra. Abbiamo dunque un insieme di forze in gioco e ho fatto un piccolo disegnino tanto per, per spiegare un pochino com'è la situazione, per spiegarla in modo più pratico, più chiaro, in simbolo. Ed è qui che arriviamo poi alle spiegazioni appunto dell'alchimia, cioè i simboli alchemici. L'idea corrisponde alla triade, ecco il triangolo, no? Che ci ricordiamo ha un apice positivo, uno negativo e l'apice neutro. Dunque rappresenta appunto, si manifesta con l'idea. Ecco che abbiamo già la prima forma, il triangolo. A questo punto in magia, no, in alchimia, scusate, noi abbiamo alcune simbologie. Abbiamo detto appunto che l'idea, cioè questo connubio delle forze che corrispondono alla triade, sono manifestate come lo zolfo alchemico, cioè il fuoco, l'idea che genera. Poi abbiamo che è, il sale che è la terra, e cioè la presa di forma. Collegate insieme, appunto, formano, attraverso la quintessenza, formano l'Atanor, cioè la grande opera. Abbiamo qui insomma un insieme di simboli molto forti, molto potenti. Il Mercurio stesso riprende la simbologia del sale. Questa curva, questa falce di luna può anche essere intesa appunto come la forza disgregante, il negativo, al di sotto abbiamo il positivo. Dunque comprendiamo che è il veicolo della grande opera, ecco perché è molto importante nell'alchimia. Ora, penso di aver espresso al meglio che mi era possibile il contenuto della quartina, anzi della quarta affermazione di Ermete, dove appunto vuole dirci che la potenza dell'idea e comunque dei quattro elementi e che dunque corrispondono al potenziale divino completo, si manifestano e diventano effettivamente un potenziale autentico nel momento in cui assumono una forma. Ecco qua spiegato, diciamo, la legge del quaternario. E vi ricordo che il nome sacro, Yod He Vav He, è composto proprio da quattro lettere. Ecco che ci risiamo, cioè le quattro lettere, ciascuna per le quali corrisponde appunto a uno degli elementi della creazione. Cioè una di queste forze, come abbiamo visto, la gravità, il magnetismo, nucleare attivo, nucleare passivo, cioè debole o forte. Vi ringrazio dunque per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.